Aperto il centro di coordinamento soccorsi, attivati una trentina di centri operativi comunali. La grande macchina della protezione civile si è rimessa in moto per gli interventi che potrebbero rendersi necessari a causa dell'ondata di maltempo che dal pomeriggio di venerdì sta flagellando la provincia di Belluno. Nella notte e nella prima mattinata a far di nuovo paura è stato il vento forte che ha sferzato la dorsale del Nevegalle. Ecco, come vedete, contro la furia del vento alle volte davvero non c'è nulla da fare. Questa è una protezione che è stata letteralmente scardinata da terra. La struttura di Pianlonghi, Nuova di Zecca, inaugurata non più tardi della scorsa estate, ha temuto il peggio addirittura questa mattina, quando Alessia vi può fare vedere parte del capannone ha iniziato a sollevarsi paurosamente. Pianlonghi, essendo una zona bella aperta, il vento la fa da padrone. È da stanotte che sta soffiando forte e potete vedere in giro quello che sta succedendo. E non è ancora finita, i venti di scirocco hanno fatto schizzare in alto il termometro e anche nelle località montane dove era nevicato abbondantemente durante la notte è arrivata la pioggia che ha innalzato il pericolo valanghe al grado 5, il massimo registrato dal 2013. Frane si registrano sulla Feltrina all'altezza di Quero e a Canal di Feltre. Nella zona industriale di Paludi in Alpago sono entrate in funzione le idrovore, tombini e pozzetti intasati un po' ovunque. Tra Dogna e Provagna è esondato il Rio della Croce, la strada è chiusa. Difficoltà lungo la 203 a Gordina a causa di cascate d'acqua che hanno allagato la carreggiata. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di alberi caduti. Ripetuti sono stati blackout in alcuni comuni del Cadore e del Comelico.